non è una foto segnaletica, è il Bologna 98-99 e adesso ne andiamo a parlarne. Ciao ragazzi, bentornati sul canale, ore 13 come ogni giorno per parlare insieme di calcio. Oggi parliamo del Bologna 98-99, che è una delle squadre a cui gli adolescenti dell'epoca, anche i non tifosi del Bologna, magari evitando chi non ha in simpatia il Bologna, si erano affezionati tanto. Ma perché si erano affezionati tanto? Perché il Bologna 98-99 fu la squadra che giocò più partite in Italia nella storia del calcio italiano. Arrivò a giocare oltre 60 partite, che per l'epoca era una cifra spropositata. Oggi 60 partite si giocano a febbraio, le squadre che giocano le coppe arrivano a giocarle prestissimo, ma all'epoca non era così, con la Serie A 18 squadre e con le coppe europee con non tantissime partite, e il Bologna arriva a giocare così tante partite perché parte dall'Intertoto. Che cos'è l'Intertoto per chi è più giovane e non lo sa? L'Intertoto era una sorta di preliminare di Coppa UEFA che cominciava a luglio, ad inizio luglio, e permetteva all'ottava, nona squadra della precedente Serie A di avere la possibilità di arrivare in Coppa UEFA vincendo l'Intertoto. Erano 5 o 6 partite, forse anche meno, con la finale le 3 squadre che vincevano le 3 finali dell'Intertoto arrivavano a giocare la Coppa UEFA. Il Bologna vince l'Intertoto, tra l'altro eliminando in semifinale anche la Sampdoria in un derby italiano, e arriva in Coppa UEFA. È il Bologna di Mazzone che ha sostituito in panchina Renzo Olivieri, e è il Bologna che ha in squadra Beppe Signori affiancato a Kenneth Anderson in attacco. È una buona squadra, forse non è tra le favorite per vincere la Coppa UEFA, ma se la può giocare, anche perché è una squadra molto compatta, molto solida. Mazzone, dopo aver allenato la Roma qualche anno prima, ha anche una discreta esperienza internazionale, ha già partecipato alla Coppa UEFA, insomma col suo Bologna vuole ben figurare. Primo turno il Bologna elimina abbastanza agevolmente lo Sporting Lisbona, vincendo 2-0 in Portogallo e 2-1 a Bologna. Ricordo benissimo quella partita perché tornai quasi di corsa da scuola per andarmela a vedere, e questa è un po' la differenza che c'è con il calcio di oggi. Iscrivetevi al canale perché una delle rubriche che mi interessa aprire è una differenza tra come si viveva il calcio una volta e come si vive oggi. L'attesa che c'era anche per fondamentalmente un'insignificante partita di Coppa UEFA oggi non c'è più, e vi spiegherò perché se vi iscrivete al canale, tanto come sapete è gratis. Secondo turno il Bologna incontra lo Slavia Praga, che 3 anni prima aveva fatto molto male a Mazzone e ai tifosi della Roma perché aveva eliminato i giallorossi dalla Coppa UEFA, ed è una ferita che per tanti tifosi della Roma e per Mazzone stesso non si è rimarginata per tanto tempo, ma Mazzone si può prendere la sua rivincita eliminando la squadra della Repubblica Ceca. Vince 2-1 in casa e c'è tanto rischio per il ritorno. Il ritorno si gioca in un tardo pomeriggio freddissimo a Praga, e il Bologna vince 2-0, tra l'altro con un bellissimo gol di Cappioli, che è un altro ex romanista, e quindi Mazzone e Cappioli si prendono una bella rivincita sullo Slavia Praga. Al terzo turno iniziano i problemi e il Bologna inizia ad essere sfavorito rispetto alle squadre che incontra il Betis Siviglia e gioca una partita straordinaria, vince 4-1 all'andata, anche se rischia poi nella partita di ritorno, quando prende gol quasi subito, ma il risultato non cambia più, perde 1-0 e arriva a giocarsi i quarti di finale. I quarti di finale sono un risultato straordinario per il Bologna, e nei quarti di finale c'è il Lione, che è una delle migliori squadre del campionato francese. Non è ancora il Lione che vincerà 7-8 campionati di fila, ma è comunque una squadra che parte favorito rispetto al Bologna. E invece Bologna-Lione è forse la più bella partita che gli emiliani giocano in quell'edizione della Coppa UEFA. Vincono 3-0, rischiano tantissimo nella gara di ritorno quando perdono 2-0. Bologna è anche un po' stanco e fa anche
fatica a giocare le 3 competizioni, perché in campionato è in lotta per raggiungere la Coppa UEFA, in Coppa UEFA è avanti, sta andando avanti, ed è in semifinale di Coppa Italia dove verrà eliminato dalla Fiorentina. È una delle stagioni, forse la stagione più completa nella storia del Bologna. E il Bologna arriva a giocarsi una semifinale che è un risultato straordinario e la città è completamente in fibrillazione. Bologna contro Olympique Marsiglia. Nell'Olympique Marsiglia c'è un giocatore italiano che è Fabrizio Ravanelli e ci sono tanti ex giocatori che hanno fatto parte di squadre italiane, c'è Laurent Blanc, c'è Dugarry, e si gioca anche un po' sui nervi questa semifinale, perché a Marsiglia sanno che il Bologna sta vivendo una grande stagione e sanno che non sarà facile vincere, e quindi proprio gli ex giocatori della Serie A iniziano a dire che conoscono il Bologna, che conoscono il modo di fermare il Bologna, ma il Bologna ha poco da perdere e tanto da guadagnare. C'è in palio una finale che potrebbe essere una finale tutta italiana e tutta emiliana contro il Parma. Ma non sarà così, perché nonostante all'andata il Bologna a Marsiglia strappi uno 0-0 che è rischioso in vista del ritorno con la regola dei gol in trasferta, ma è comunque un buon risultato per poter vincere al ritorno. Il ritorno si gioca il 20 aprile del 1999, segna il Bologna col difensore Paramatti, i rossoblù riescono a tenere quasi fino alla fine il risultato, poi c'è un'uscita bassa del portiere Antonioli che butta giù, credo proprio Ravanelli, e il Marsiglia usufruisce di un calcio di rigore che Laurent Blanc tirerà 2 volte, l'arbitro farà ripetere il rigore, segnerà entrambe le volte, il risultato si stabilizza sull'1-1 e il Bologna, per la regola dei gol in trasferta, va a casa. Tra l'altro a fine partita si scatena una gazzarra incredibile, botte, spinte, calci nel tunnel che porta agli spogliatoi. Il Marsiglia, mi ricordo soprattutto Dugarry scatenato, che menava a tutti. Il Marsiglia sarà decimato per la finale di Coppa UEFA, che perderà poi a Mosca contro il Parma, e per il Bologna resta una sconfitta dolorosissima, perché quella finale era davvero possibile. Il Bologna uscirà in semifinale di Coppa Italia con la Fiorentina, in semifinale di Coppa UEFA con il Marsiglia, riuscirà a strappare la qualificazione in Coppa UEFA vincendo lo spareggio contro l'Inter. Ci furono degli spareggi strani lì tra le semifinaliste di Coppa Italia, ma non farà molta strada l'anno dopo, quando in panchina ci sarà Francesco Guidolin dopo una lite abbastanza aspra tra Mazzone e il presidente Gazzoni. Mazzone dopo un solo anno lascerà il Bologna, ma lascerà nel cuore dei tifosi del Bologna la più bella squadra ammirata a Bologna in epoca più o meno recente, prima del Bologna di Thiago Motta, che nell'ultimo campionato ha raggiunto addirittura la qualificazione alla Coppa dei Campioni Champions League. Ma il Bologna 98-99 è stato una delle squadre di cui i tifosi, anche neutrali, si sono più innamorati. E mi faceva piacere raccontare questa storia qui e raccontarla a voi che siete iscritti a questo canale. Vi ricordo, è sempre gratis, vi ricordo di lasciare un like, di commentare sotto, e ci vediamo alla prossima puntata.